a parlare delle finali di Under 16 maschile di Treviso. Nella Marca, a livello maschile, Sisley e la Piave quest'anno hanno dominato la stagione ed hanno confermato la loro leadership a livello provinciale. In finale, come era prevedibile, ha vinto la Sisley Treviso per 3-0. Questo è il commento del tecnico Renosto. Sono sempre stati molto tirati e concitati gli inizi dei set, poi sono stati creati dei break in battuta e con una distribuzione abbastanza equilibrata e con pochi errori. Questa è stata una cosa che sicuramente è piacevole vedere, pochi errori da parte proprio della squadra. Nota dolente per la Sisley l'infortunio al palleggiatore Zanatta. Potevamo fare meglio, ci sono stati momenti in cui quando poi subito si è fatto male il palleggiatore Francesco Zanatta abbiamo un po' mollato, però dopo siamo riusciti a tornare su. In casa la Piave, come sempre, il secondo posto soddisfa perché rappresenta il massimo risultato possibile in provincia. È successo che è prevalsa l'abitudine di giocare a un certo livello della squadra avversaria di Treviso, abituata a un campionato di prima divisione dove la velocità di palla e il numero di errori che gli avversari ti lasciano sono sicuramente minori rispetto alla nostra abitudine di gioco. Io posso dire di essere soddisfatto perché per quello che è la nostra abitudine abbiamo fatto una discreta partita. In realtà la Piave ha sempre dato filo da torcere agli Oro Granata all'inizio dei set, ma poi è successo che ci siamo persi e le battute degli avversari sembravano essere sempre più difficili e le nostre ricezioni peggioravano continuamente. Però ci siamo divertiti, tutta la squadra si è divertita, le riserve comprese. E questo è il gruppo Under 16 della Piave, descritto dal suo tecnico Ballon. È un gruppo che rappresenta i 2 o 3 paesi della zona del quartiere del Piave, come tanti altri è un gruppo che cresce da 2 o 3 anni e a cui piace giocare a pallavolo, a cui piace anche venire in palestra a far fatica e penso che un po' alla volta lo stia dimostrando, sperando che possa farlo anche andando avanti, insomma. Le finali di Under 16 maschile si sono giocate a Casier. A Casier opera una polisportiva che nella pallavolo coltiva da anni il settore giovanile maschile e che fra l'altro ha appena conquistato con la prima squadra la promozione in Serie C. La polisportiva Casier sono da anni che è a livello giovanile una delle più rappresentative società. Quest'anno siamo arrivati in semifinale Under 16 e Under 18, quindi i numeri sono un'ottantina di ragazzi dalla 14, 16, 18 più la prima squadra. Ed infine voce al presidente della FIPAV Treviso Pieser. A Treviso la pallavolo va a gonfie vele. Sì, sicuramente i numeri anche quest'anno ci danno conforto di quello che stiamo facendo come comitato. Abbiamo in crescita sia gli atleti tesserati, sia i numeri delle squadre iscritte ai vari campionati, in crescita anche i numeri dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri. Sicuramente è una stagione che è arrivata verso la fine con buoni risultati dal punto di vista numerico, buoni anche dal punto di vista qualitativo per i settori giovanili, un po' meno le nostre squadre di vertice, mi riferisco alla Sisley e alla Spes che magari non hanno centrato nella misura adeguata i play-off, però credo che questa vitalità che c'è in provincia sicuramente ci darà dei frutti per il futuro.